Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Proseguiamo nel solco già tracciato nella scorsa puntata, continuiamo ad interrogarci su un reato che da troppo tempo ormai assurge agli onori della cronaca. Parliamo di stalking e quello che faremo oggi è il tentativo di tracciare l'identikit dello stalker. Perché? Perché ovviamente nel momento in cui questi soggetti vanno a interagire nei confronti per lo più delle donne, naturalmente creano dei momenti di disagio e mettono le donne in pericolo. Da qui a breve speriamo riesca a raggiungerci l'ospite previsto per questa puntata, che è la criminologa Simonetta Costanzo, in questo momento purtroppo bloccata a causa di un incidente stradale che si è verificato proprio in prossimità dei nostri studi, ma intanto naturalmente noi diamo inizio a quello che è la nostra puntata ed entriamo nell'argomento del giorno. Perché abbiamo deciso già dalla scorsa puntata di focalizzare la nostra attenzione sul reato di stalking e poi anche rispetto a tutti quelli che sono i reati che purtroppo inevitabilmente a volte diventano un'escalation e quindi vanno a sfociare per lo più anche nel femminicidio, perché siamo dell'idea che non se ne parli mai abbastanza, perché c'è bisogno di agire con un'opera anche di sensibilizzazione, c'è bisogno di dare coraggio alle troppe vittime di questi reati che spesso non riescono a trovare la forza adeguata per ribellarsi, per denunciare e per rendersi conto che sono vittime di vessazioni, di privazione della libertà. Qualche giorno fa ho avuto il privilegio di intervistare in esclusiva la vittima di un reato di stalking. Mi ha raccontato, e ci ha raccontato, l'abbiamo visto anche nell'appuntamento di martedì scorso, tutto quello che è stato il travaglio che ha subito, un incontro avvenuto per motivi di lavoro con un uomo che poi è sfociato in una serie di vessazioni tramite però dei supporti informatici, nello specifico tramite la messaggeria privata di Facebook, quello che è Messenger, un supporto che solitamente viene utilizzato magari per contatti con amici, con parenti, con persone che vivono lontane, improvvisamente si è trasformato in quello che è diventato un incubo. Ogni volta che appariva un messaggio di notifica sul telefonino di questa donna era un patema d'animo. C'è stata una parte dell'intervista che vi abbiamo mostrato proprio nella scorsa puntata in cui Marisa, così abbiamo chiamato la nostra amica, ci ha raccontato quello che è accaduto, ma c'è ancora una parte che non vi abbiamo mostrato. E allora partirei proprio dalla prima parte ancora di un reato, comunque di una situazione che ancora non conoscete. Sentiamola insieme. Come nasce tutto ciò? Perché si arriva a questa evoluzione così drammatica? Guarda, io così non saprei darti una spiegazione, almeno l'incontro con quest'uomo come avviene? L'incontro è avvenuto nel luogo di lavoro, io ho prestato una semplice consulenza ed l'incontro è terminato lì, insomma. Poi hanno fatto seguito una serie di immagini che lui mi ha inviato, che mostravano fiori, cuori, ai quali ovviamente io non ho risposto. Era quindi un corteggiamento che sembrava quello che un uomo normale potesse fare nei confronti di una donna, quindi delle galanterie, diciamo, definiamole così. Sì, diciamo queste immagini qua sì, però ovviamente io non ho dato adito a tutto ciò, in quanto ovviamente io non ho mostrato alcun tipo di interesse nei suoi confronti, né quando ho avuto modo di incontrarlo di persona per lavoro né successivamente attraverso mie risposte. Non c'è stata alcuna risposta da parte mia a questo suo corteggiamento, no. Proprio perché non volevo dare adito a nulla. Non volevo dare adito a nulla. Quello che appare inizialmente come un corteggiamento normale, a cui un
po' tutte noi donne siamo anche quotidianamente sottoposte, improvvisamente si sviluppa con un'escalation di violenza non fisica, in questo caso fortunatamente, ma con una violenza psicologica. Questo da qualche anno si è tradotto in un vero e proprio reato di natura penale. Addirittura siamo andati a cercare poi le definizioni anche di stalking, che consiste, pensate, appunto in un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo, appunto come in questo caso, come appunto le telefonate, molestie, pedinamenti, minacce, che provocano un danno alla vittima incidendo sulle sue abitudini di vita, oppure generando un grave stato di ansia o di paura. Lo avete sentito anche dal tono di voce, dalla cadenza della voce di questa vittima, di Marisa. Ricevere improvvisamente da magari il messaggio, l'immagine dei fiori piuttosto che del cuore a dei messaggi, comunque delle immagini molto più forti, sicuramente genera uno stato di ansia, di paura, di timore. Come si può riconoscere poi uno stalker? Questo naturalmente lo andremo ad affrontare con gli esperti che meglio di me avranno modo di spiegarci quali sono gli indizi. Certo è che non bisogna mai sottovalutare determinate attenzioni troppo presenti, senza correre il rischio naturalmente anche di cadere in quelli che possono essere dei falsi allarmismi, ma a volte è meglio porsi una domanda in più piuttosto che sottovalutare un problema. Ciò non significa che al primo messaggio, alla prima telefonata si debba magari correre ai ripari o etichettare una persona come stalker, me ne guarderei bene dal darvi questo consiglio, ma sicuramente tenere dritte le antenne e osservare, valutare bene i tipi di input che arrivano dall'esterno, questo lo consiglio vivamente e lo consigliano un po' tutti, quindi tenere sempre molto alta la guardia. Cosa succede poi anche? Che lo stalker in sé per sé non è detto che sia sempre una persona conosciuta. Nel caso di Marisa, per esempio, è stato un incontro fortuito, occasionale, svoltosi sul luogo di lavoro, ma a volte può capitare che la scintilla, chiamiamola così, scocchi per strada, e quello che sta accadendo appunto è che poi le persone riescano a essere rintracciate tramite Facebook piuttosto che Twitter, questi social network che mettono a nudo fin troppo a volte le nostre abitudini, quindi magari anche l'utilizzo razionale, razionalizzato dei social network potrebbe mettere un po' più al riparo la nostra privacy e la nostra indipendenza. Tutto quello che poi è l'evoluzione di un reato che si subisce in questo modo, quindi la privazione della propria libertà, non soltanto di muoversi, ma anche la libertà di pensiero, perché si è privati di poter pensare di andare magari a fare una passeggiata piuttosto che mangiare una pizza o andare a portare fuori il cane, quando si inizia a subire questo tipo di molestie, tutto questo naturalmente viene inquadrato in quello che vi dicevo essere un reato penale che poi può essere sanzionato dai 5 mesi ai 6 anni di reclusione e naturalmente va approvato, ecco perché è necessario poi rivolgersi alle forze dell'ordine affinché intervengano tempestivamente. Ma questo comporta anche una serie di reazioni e anche di sconvolgimenti nella vita familiare. E allora c'è anche da chiedersi la famiglia di una vittima come reagisce. E anche in questo caso sentiamo cosa ci ha raccontato Marisa. Regia, mandiamo il contributo numero 2, grazie. Sento proprio ancora una forma di... c'è un sottile filo di paura ancora, non sono riuscita ancora a superare. In tutto ciò la tua famiglia come ha reagito? La mia famiglia la devo ringraziare perché mi hanno appoggiato, nonostante in questa decisione che ho preso, ovviamente soprattutto da parte di una mamma, c'è la paura, quello che di questo periodo, quello che ricordo da parte della mia famiglia, appunto, che mi controllavano come se fossi una bambina. Dove sei? Che stai facendo? Sei tornata a casa? Mi cercavano di capire proprio tutti i miei movimenti. Ecco, non mi sentivo più una donna adulta.
Non mi sentivo più una donna adulta, questo ci ha raccontato Marisa, perché? Perché ovviamente scatta questo senso di protezione da parte della famiglia nei confronti della vittima di un reato di stalking. Questo stalker che appare appunto ancora un personaggio invisibile, una persona da individuare, che crea comunque questa limitazione nella libertà della vittima, è comunque una persona da tenere alla larga, perché bisogna proteggere la vittima, in questo caso il componente della famiglia che è vittima di questo reato. Nel frattempo è riuscita a raggiungersi, e ne sono veramente lieta, la nostra ospite, la dottoressa Simonetta Costanzo. Benvenuta. Salve. Dottoressa. Cerchiamo quindi oggi di fare questo identikit di uno stalker, perché appunto lo stalker può essere chiunque, dal vicino di casa, da una persona sconosciuta che ci incontra e magari poi riesce a conoscere la nostra identità, purtroppo anche un familiare che improvvisamente forse perde i lumi della ragione e inizia con delle molestie che possono avvenire, come nel caso appunto della nostra vittima di Marisa, tramite web, o purtroppo poi arrivare anche a delle minacce e a delle violenze fisiche. Sì, diciamo che intanto le statistiche dicono che il 55% degli stalker è conosciuto dalla vittima. Quindi sono tutti quei soggetti che sono o risentiti o che sono stati rifiutati o che hanno paura dell'abbandono. Poi vedremo tutte le tipologie, perché sono veramente tante le tipologie. E solo il 5% è rappresentato da soggetti familiari, tipo fratelli, genitori, cugini o quant'altro. Quindi una piccola percentuale rispetto al fenomeno. Gli sconosciuti sono tanti, chiaramente. Sono quelli che fanno più paura. E sono quelli che fanno più paura, però poi quelli che uccidono di fatto sono i conosciuti. Purtroppo c'è questa... È un paradosso? Sì, perché fanno più paura i soggetti anonimi, chiamiamoli così. Ma poi di fatto i più aggressivi sono quegli uomini. Diciamo uomini, ci sono anche le donne stalker, però adesso... Io ricordo all'epoca quando uscì il film Attrazione Fatale, tutti gli uomini avevano paura di avere l'amante per paura di essere stalkerizzati. Sì, diciamo che la donna stalker è abbastanza rara, ma come sempre la donna, sia come criminale che come soggetto che potenzialmente potrebbe agire un omicidio, ecco, è veramente rara, dipende da tanti fattori, tra cui anche quello ormonale, che ha un certo peso, insomma, a livello, cioè, il testosterone è diciamo l'ormone dell'aggressività, è l'ormone che spinge l'uomo ad essere attivo, audace, ad amare la guerra, per esempio, no? Per fare degli esempi anche banali. Invece gli estrogeni, l'ossitocina, il progesterone sono i cosiddetti ormoni della relazione, del sentimento, proprio dell'empatia. E quindi la donna per natura, a meno che non sia una donna criminale per vari motivi, per traumi subiti, per genetica o quant'altro, oppure non sia una donna che è stata abusata, tenuta in uno stato di maltrattamento particolare, ma da bambina, quindi cresciuta in questo clima, ecco, in genere sono donne che amano il contatto con gli altri, quindi non agirebbero mai un reato così violento. Ecco, la donna agisce altri tipi di crimine, chiamiamoli così, tipo il pettegolezzo, la calunnia, la diffamazione, neanche sa che sono reati poi. Addirittura? Sì, perché il pettegolezzo, sì, specialmente visto, nei diciamo, paesi, è visto come un diritto quasi, no? Sì. Cioè io devo parlare di quell'altra persona, poi che sia vero o meno, che sia lecito o meno, questo non interessa. Ecco, le donne che commettono reato, che rientrano nella tipologia delle criminali, sono donne o che serial killer molto rare, o donne che uccidono i mariti per accaparrarsi l'eredità, o donne che agiscono l'eutanasia forzata, oppure sono le vecchie, quelle che venivano considerate nei vecchi manuali di psichiatria le erotomani, oppure le prostitute e le tossicodipendenti.
Ecco, la donna che parte con un coltello e va ad ammazzare la gente è molto rara, mentre l'uomo, insomma, è frequente che lo faccia, non solo con armi bianche contundenti, anche con armi, con pistole, armi, insomma, sappiamo e sono successe queste cose. Parte anche da una sorta di desiderio di possesso, di gestione della donna? Indubbiamente, qui bisognerebbe fare però un discorso molto complesso, molto lungo, antropologico, antropomorfico anche direi, e partire dai tempi dell'uomo della pietra, insomma, degli uomini preistorici, perché purtroppo l'uomo proprio, il maschio, ha dovuto in qualche modo arginare il potere femminile sottomettendo la donna. Adesso non sto a spiegare tutti i vari passaggi, altrimenti stiamo qui fino a dopodomani, poi faremo un altro programma su questo. Certo. Perché in origine era il matriarcato, ma il matriarcato non è meglio del patriarcato, ecco perché io sono per le pari opportunità in questo senso. La donna deve cedere, l'uomo deve cedere e la relazione è bella quando c'è una parità di diritti e di doveri, di responsabilità, di fedeltà, di comunione, di beni anche, allevamento della prole. Probabilmente anche di dialogo, perché in alcuni casi laddove manca il dialogo manca anche il confronto, la crescita e quindi poi si sfocia in determinate involuzioni. Sì, sì. Si peggiora sempre poi. Io faccio lo psicanalista, pertanto per me la parola è proprio il verbo, direi quasi il verbo divino, cioè con la parola la psiche si trasforma, cambia. Questo è il lavoro di tutti gli psicoterapeuti che agiscono attraverso il dialogo, un'opera di consapevolezza, cioè fanno sì che quel soggetto diventi consapevole di quello che è, di quelli che sono i propri moti interiori, no? Di quello che è il suo inconscio. Adesso per spiegarlo in termini semplici, altrimenti il telespettatore poi non capisce i termini prettamente psicoanalitici e psichiatrici. Quindi il dialogo è fondamentale. Quando non si dialoga si agisce. Ecco perché poi si uccide. Perché? Perché non è possibile il dialogo e si cercano le strade più brevi, perché purtroppo la strada dell'agito, le botte, la violenza fisica, fino all'omicidio, è la strada più breve. Ma cioè, c'è dico io l'ultima parola. in chi compie questi reati del proprio agire? Dipende, ci sono dei soggetti che agiscono con consapevolezza e possono essere malati di mente o sani, quindi agire con freddezza oppure agire perché preda di disturbi o di deliri anche a volte. E ci sono persone che invece questa consapevolezza non ce l'hanno, perché magari hanno dei disturbi della coscienza in quel momento e quindi non si rendono conto di quello che stanno facendo, se ne rendono poi conto dopo e infatti il dopo è pericoloso perché possono continuare ad uccidere o possono anche suicidarsi. Infatti è notizia proprio di queste ultime ore che c'è un uomo che si è suicidato in carcere, un uomo su cui pendeva proprio l'accusa di stalking e violenza domestica per una vicenda amorosa che lo aveva visto legato a una donna di Corigliano Calabro. È un 38enne che inizialmente ai domiciliari aveva provato più volte a suicidarsi e che pare ci sia riuscito nelle ore passate, nella notte scorsa, si è impiccato nella cella dove scontava la sua pena. È però paradossale il fatto che si suicidi uno stalker perché in questo caso, leggevo, non sopportasse l'agonia mediatica. Uno stalker che limita la libertà altrui non sopporta poi che si parli di se stesso. Beh, bisogna poi capire bene se questi sono i termini reali del vissuto di questa persona, perché io dico sempre che bisogna leggere dietro
dietro le parole, dietro le frasi che apparentemente sembrano banali, e magari dietro c'è un vissuto più profondo, più complicato e più controverso anche. È chiaro che chi dice che non sopporta l'agonia mediatica è un soggetto che sta manifestando una sorta di paranoia. Quindi magari, io non voglio dire perché non conosco il caso specifico, quindi non posso espormi oltre, però una persona così è una persona che ha vissuto sempre con questo stato persecutorio e quindi alla fine ha agito il suicidio per liberarsi dalla sua stessa persecuzione. E poi è facile dire sono i mass media, no, che mi perseguitano, però lui in realtà era un perseguitato sin dall'inizio. Chiaramente sono ipotesi. Naturalmente, perché poi bisogna andare ad analizzare ogni volta caso per caso, conoscendo, come diceva giustamente lei, anche i risvolti che possono portare a molteplici interpretazioni. Ma nel generico, perché ovviamente noi dobbiamo fare un discorso proprio in generale, anche perché l'identikit di uno stalker è ogni volta caso per caso, come ci si può difendere da uno stalker? Allora, intanto esaminiamo prima la vittima, allora, perché come ci si può difendere? In genere è la donna la vittima dello stalker. La prima cosa che la donna dovrebbe fare è parlare, è una cosa che non fa mai o che fa in modo incerto, incompleto, alle persone sbagliate spesso, che sottovalutano la questione. Invece bisogna parlare, dirlo intanto alle persone care che possono aiutare e andare da un professionista esperto in queste dinamiche per sapere come comportarsi, perché chiaramente ci sono delle strategie da mettere in atto. Esempio, non lasciare mai il cellulare, portarlo sempre con sé, non passeggiare in luoghi isolati di notte, ove non si può avere il controllo della situazione, guardarsi sempre intorno e capire, fare un esame della situazione. Perché? Perché molte denunce di stalking costruito, di stalking non reale, presunto, ce ne sono tantissime, e quindi noi dobbiamo evitare di fare delle denunce che poi magari finiscono per ritorcersi contro la vittima, no? E parlare e prendere coscienza della situazione è la cosa più importante. Poi assolutamente non rispondere a questa ipotetica persona, mai. Quindi cambiare il numero di telefono, lasciare il vecchio telefono affinché le forze dell'ordine possano fare tutte le verifiche, registrare le telefonate che questa persona può fare. Questo è fondamentale, ma non lo fanno mai le vittime. Tutto questo che io sto dicendo, purtroppo la vittima non lo fa, non la fa. Perché secondo lei? Perché sottovaluta, perché se l'uomo è conosciuto dà sempre a questo uomo l'ultima possibilità. Ecco, una cosa importante è non accettare mai l'ultimo incontro, perché poi è l'ultimo veramente il più delle volte, e comunque anche se non sarà l'ultimo sarà un incontro pericolosissimo, dove la donna rischia di essere picchiata, di essere strattonata, di essere insultata, quindi perché mettersi così a repentaglio? E poi chiaramente cercare di essere indifferente, lo so, questa è la cosa più difficile. Mantenere la lucidità e riuscire ad essere distaccate. Sì, anche quando questa persona arriva di fronte a te e cerca di farti del male, di offenderti, ecco, riuscire ad essere indifferente, perché quell'indifferenza demotiva lo stalker moltissimo. Anche al telefono può capitare che se magari si risponde, riattaccare subito, cioè non dare la possibilità di mettere in moto un dialogo
di tipo persecutorio. Si possono creare in quel caso delle false illusioni nello stalker che Esattamente. può leggere anche soltanto in un ciao una possibilità di una prosecuzione del dialogo. Sì, ma a volte legge questo anche se per sbaglio si risponde al telefono. Allora mi vuole, perché questi sono dei soggetti, alcuni no, ma altri, ci sono varie tipologie. Guardiamole un po' tutte. Allora, intanto il risentito. Il risentito è un soggetto che è risentito perché quella relazione che è stata interrotta lo ha offeso. Per vari motivi, spesso motivi da lui costruiti, che poi di fatto non sono dei veri motivi per cui una persona dovrebbe risentirsi, però lui si è risentito. A volte ci sono anche motivi reali, perché è possibile, no, che una donna possa aver messo in atto dei comportamenti che possono aver offeso l'ex partner. E allora questa persona si risente e vuole quindi vendicarsi. Una sorta di riscatto. Sì, una sorta di riscatto. Poi abbiamo il soggetto che agisce stalking perché ha delle angosce abbandoniche. È quel soggetto che cerca affetto e quindi tenta in tutti i modi di far sì che con quella donna ci possa essere una relazione come la vorrebbe lui. Ci fermiamo soltanto un attimo, Certamente. dottoressa, per qualche istante di pubblicità, poi continueremo ancora nello snocciolare i vari tipi di stalker e andremo ancora a parlare in maniera approfondita dell'argomento. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati in studio, oggi appunto parliamo ancora di violenza, abbiamo deciso questa puntata di chiamarla identikit di uno stalker, ma se volete possiamo parlare anche di identikit della vittima, perché fra poco con la dottoressa Costanzo affronteremo anche questo tipo di decalogo, possiamo definirlo così. Stavamo parlando però appunto dei diversi tipi di stalker. Sì, eravamo arrivati allo stalker che agisce questo tipo di persecuzione costante e continua nel tempo, inducendo però ansia e paura e facendo sì che, perché sennò non parliamo più di stalker, facendo sì che la vittima cambi lo stile di vita. Che è la cosa peggiore che possa esistere, secondo però me, per perché essere considerato entra nella privacy e la va a violare in tutto e per tutto. Altrimenti non è stalking. Quindi ci deve essere continuo e costante, deve stimolare paura e ansia ad alti livelli e deve far sì che la donna, in questo caso la donna, comunque il soggetto che subisce questo tipo di persecuzione, cambi il proprio stile, modifichi il proprio stile di vita. Quindi nelle aule poi giudiziarie saranno valutati tutti questi elementi. E allora stavamo analizzando il soggetto che perseguita la donna perché ha bisogno di affetto o perché ha paura di essere abbandonato. E questo è un fenomeno molto frequente. La maggior parte dei femminicidi è agita proprio per questo motivo, perché l'uomo non accetta di essere lasciato dalla donna o che la donna possa avere altri interessi o possa rivolgersi ad altre persone. Perché? Perché dietro questo fenomeno c'è quello che in psichiatria è chiamato il disturbo dipendente di personalità, cioè proprio il bisogno di possedere quella persona perché si è dipendenti da quella persona. Quindi diventa veramente diventa un legame indissolubile per lo stalker, quindi non riesce a farne a meno. Esattamente, infatti poi dirà agli inquirenti: l'ho uccisa perché la amavo troppo.
sono quei soggetti che amano troppo. È un amore malato. Ma quando si ama troppo, io mi permetto di dire che quando si ama troppo, dietro questo amore così morboso, che a volte può essere anche piacevole per la donna, perché è un uomo pieno di attenzioni, ma dietro questo comportamento c'è sempre una patologia. Quindi le famose antenne dritte di cui parlavo all'inizio trasmissione, è sempre meglio averle, sì, occhi sì. bene aperti, perché ci sono dei segnali che magari colti in tempo o letti con la giusta chiave possono comunque far comprendere quella che potrebbe essere l'involuzione di una storia d'amore. Esattamente, perché all'inizio sembra molto bello, quest'uomo come attento, come mi ama, e le stesse Mi perdoni, vittime... abbiamo una telefonata forse, pronto? Buonasera, Salve, Bisanti, c'è Peppino da Catanzaro. ci dica. Ecco, io vorrei fare un certo discorso alla signora ospite. Prego. Secondo me il 70% di quello che accade alle donne è colpa delle donne stesse. Ora vi racconto un fatto. Un ottimo padre di famiglia, sulla quarantina, ottimo operaio, non fa mancare niente alla moglie e ai figli, a un certo punto si vede lasciato dalla moglie in compagnia di un impiegato pieno di soldi che gli fa fare una bella vita rispetto a quella comunque bella che faceva. Questo signore sulla quarantina, ormai diciamo così, un'età che non può più aspirare ad altro, diciamo così, femminilità. La donna invece, per il suo genere, è una bella donna, ha lasciato marito e i figli se li porta appresso. Vedere quei due figli a fine settimana, sbattuti, una volta col papà e una volta con la mamma, attaccati alla gonna del papà o alla gonna della mamma che praticamente ti spezzano il cuore. La donna ha migliorato la sua vita, diciamo, a danno del marito che non gli faceva mancare niente e dei figli che non sono più appartenenti ai suoi. Una volta questa donna, ero presente, aveva lasciato i bambini alla nonna. Peppino, mi perdoni, non possiamo entrare però troppo nello specifico, altrimenti diventa una cosa, diventa una consulenza privata. Una consulenza legale poi. Perché sono queste cose che fanno capire da che parte è il torto. Queste cose fanno capire, voi dovete accettarle invece. Allora questa bambina quando vede la mamma che viene a prenderla dalla nonna, si attacca alla nonna e grida non voglio andare con quell'uomo. Quello gli dice lasciala stare, va vattene. Ma quello credo che attenga più a un discorso di eventuale alienazione parentale che discorso di femminicidio. Mi perdoni Peppino, è un discorso diverso. Io le chiedo scusa e la ringrazio per averci chiamato, ringrazio anche la regia per averci passato la telefonata. Credo che attenga più a un discorso di alienazione parentale quando ci sono di mezzo i figli. Si rientra nel diritto di famiglia, qui c'è una separazione e tutti i dispetti che i genitori si fanno quando si separano e purtroppo chi ci rimette sono sempre i figli. Io sinceramente sono molto dura perché se fossi io il giudice arresterei i genitori in queste circostanze. Sì, è ovvio insomma che lì è sono molto dura perché lì si utilizzano purtroppo i figli come merce di scambio o comunque come ricatto per arrivare al proprio scopo. E si rovinano i figli. Però lì appunto è tutt'altro settore rispetto all'argomento che stiamo trattando oggi, che parte invece da ben altri presupposti. Ma sono contenta che lei abbia parlato di sindrome di alienazione parentale, perché neanche i miei colleghi la vogliono riconoscere, quindi questa cosa mi ha colpito tantissimo. Io ho fatto delle consulenze, ho avuto sia un consulente d'ufficio che un consulente di parte, di controparte, che sostenevano che l'alienazione parentale non esiste. Ma chiaramente poi hanno dovuto spiegarlo al giudice questo.
Mi risulta invece che esista, purtroppo, che sia sempre più frequente. La ringrazio, dottoressa. L'ho sempre detto che i giornalisti ci superano tantissimo. Torniamo ai nostri profiler, chiamiamoli, sì, chiamiamoli giusto, così. Perché qui cambiamo argomento sempre. Allora, dicevo, questa dell'angoscia abandonica purtroppo è molto presente, perché l'uomo è sempre legato, perennemente legato, all'immagine genitoriale materna, che ama nella fase preedipica, cioè prima dei 3 anni, ama in fase edipica da 3 a 6 anni, ama sempre. Pertanto l'uomo, in fondo, anche se poi sceglie una donna emancipata, intelligente, professionista, capace, anche un po', come possiamo dire, originale, però è sempre alla ricerca della madre, che col passare del tempo, cioè non è che rimane sempre un bambino piccolo, no, però col passare del tempo diventa un'immagine di madre che spera di trovare nella propria donna. Allora la donna non è solo la donna con cui poter avere dei figli e metter su, no, una famiglia che funzioni, no? Ma diventa figlia, madre, sorella, partner e tutto il resto. Assurge tutta una serie di ruoli, e però deve esserne all'altezza, perché se ho ben compreso quest'uomo comunque farà sempre il paragone fra la madre e la compagna che ha scelto. Esattamente, a meno che non sia un narcisista. E allora a quel punto le donne diventano solo un mezzo per avere delle conferme, perché la madre è talmente sacra che la donna in fondo è solamente uno strumento per avere gratificazioni nell'immediato e conferme a lungo termine. In questo caso, da madre di 2 maschi, mi viene da chiedere, sono errori di educazione che commettiamo noi mamme nel momento in cui c'è una evoluzione di questo genere negli uomini? Sono dei disturbi che riguardano la fase dell'attaccamento, quindi veramente i primi 3 anni di vita. E sono dei disturbi materni che riguardano proprio il prendersi cura del bambino, appagare i suoi bisogni, curarlo in un certo modo, vivere empaticamente il proprio figlio e quindi insegnargli in qualche modo il senso dell'empatia, no? Che è la cosa più difficile, perché empatia significa mettersi nei panni dell'altro e far sì che la relazione sia una relazione d'anima, di sentimento e di rispetto, e sentire la sofferenza dell'altro, sentire la gioia dell'altro e viceversa. Non tutte le madri sono in grado di dare questo. Io dico sempre, infatti, ai miei studenti, ma anche ai miei pazienti, che bisogna avere fortuna dove si nasce, perché i genitori non ce li scegliamo, però il partner sì, il partner lo scegliamo. E il partner è una cartina al tornasole, la scelta del partner è una verifica. Si vede da chi ti accompagni che cosa sei, di che cosa hai bisogno. Per finire però, perché adesso entriamo nel discorso della vittima, però volevo finire il profilo dello stalker. C'è un'altra tipologia di stalker che è il soggetto che avvia una modalità di corteggiamento che però non è cognitivamente valido, direi un corteggiatore incapace. Il corteggiatore incapace, e infatti lì è difficile poi cogliere anche nelle aule giudiziarie l'intensità del fenomeno, perché il corteggiatore incapace è quello che non capisce che quella donna non è coinvolta,
e però Insiste. mette in moto dei meccanismi di corteggiamento sciocchi, che finiscono poi per molestare questa donna, ma che non sono però maligni, assolutamente no. Ecco perché la donna deve essere chiara. Ecco, l'altro, prima ho dimenticato di dire questo che è molto importante, la chiarezza della donna, spiegare con molta chiarezza che con quel soggetto non si vuole avere nessun tipo di rapporto che non sia il rapporto di amicizia o di collaborazione o di lavoro, perché questo purtroppo molte donne non lo fanno perché sono lusingate dal corteggiamento e quindi diventano ambigue. E qui adesso arriviamo alla tipologia. Sì, infatti era quello che volevo Poi chiedere, parlando perché vengono se in ci mente sono le appunto cose. delle tipologie preferite di vittime da parte degli stalker, se individuano magari una donna più debole piuttosto, se sono affascinati da una donna che può sembrare più forte o irraggiungibile. Diciamo che sono un po' le due facce di una stessa medaglia, io dico. La donna è alla ricerca di un uomo che poi diventa persecutore perché in qualche modo proviene da una famiglia dove questi meccanismi erano funzionali e quindi è abituata a vivere in un certo modo, e quando si trova di fronte all'uomo che azzarda il suo potere, perché di potere stiamo parlando, la donna masochisticamente si sottomette, lo ritiene anzi Quasi normale? sì, perché, un po' perché è abituata, un po' perché ha ricevuto un'educazione di questo tipo. Io non ho mai visto uno stalker perseguitare una donna emancipata e di livello, adesso non è che voglio dire più o meno intelligente, non voglio far razzismo tra le donne più emancipate e le donne che poverine diciamo non lo sono. culturalmente magari però più elevate, magari che abbiano una risposta più immediata, forse anche perché più a conoscenza di determinate cose. Sì, e anche più aggressive in qualche modo, no? Che sanno far valere i loro diritti. Ecco, con queste donne è più difficile, perché se io mai avessi a che fare con uno stalker, chiaramente io cambierei subito il numero del telefono, cioè farei tutte quelle cose che poi la vittima dello stalker di fatto non fa o temporeggia. E poi denunciare subito, andare subito da un avvocato, immediatamente, perché è inutile far cronicizzare un rapporto, perché più tempo passa e peggio è. E poi non hai più la possibilità di prevedere quali possono essere le azioni di questa persona. All'indomani invece d'aver subito le vessazioni da parte di uno stalker, è indubbio che debba esserci anche la necessità di essere poi seguiti sotto un profilo psicologico, perché Certo. lascia sicuramente delle cicatrici profonde. Certo, certo. La psicoterapia è il minimo, ma la donna che subisce questo tipo di azioni da un uomo o da un parente o da un datore di lavoro, perché possono essere tanti gli uomini che agiscono questo tipo di violenza, una donna che si trova in queste condizioni subito deve rivolgersi a uno psichiatra, a uno psicologo, a uno psicanalista, a uno psicoterapeuta che sia esperto di questo fenomeno. Subito, non deve aspettare, e poi chiaramente col passare del tempo imparerà da sola a comprendere come fare per difendersi da questi soggetti. Volevo farle sentire un brano dell'intervista fatta a Marisa, la vittima di questo stalker tunisino arrestato qualche giorno fa, proprio perché lei aveva preso a dormire con la luce accesa, a non uscire più. All'indomani invece dell'arresto qualcosa è cambiato. Regia, abbiamo il tempo di sentire il blocco numero 3? E adesso è stato arrestato. Sì. E tu come ti senti? Mi sento libera perché penso che ormai posso camminare
camminare tranquilla nella mia città. È ovvio che uno strascico c'è, perché penso, chissà se può succedermi un'altra volta, non lo so. Cioè, ho una forma di, come si dice, di timore, anche nei confronti delle persone adesso, sì. Mentre prima ero un po' più spontanea, ecco. Adesso no, non lo sono più. È scattata un po' di diffidenza? Sì. Sì, purtroppo sì. La paura secondo me è un sentimento, non lo so, poi fa scattare dei meccanismi di autodifesa in maniera molto, molto spontanea. Hai scelto di farti aiutare ora in un percorso psicologico? Pensi di averne bisogno? Qualcuno te lo ha consigliato? No, ho capito di averne bisogno. Sei una donna forte, lo sai. Sono una donna, come si dice, non sopporto i soprusi, non li sopporto quando li fanno agli altri e non li sopporto sulla mia vita. Non sopporto chi deve decidere abusivamente di me, assolutamente no. Decidere se io devo essere libera, ecco, il concetto di libertà, libera nella mia città, tranquilla, di passeggiare, di prendere un gelato, di guardare una vetrina. Questo, mi sono sentita privata di tutto questo. Ti sei ripresa la tua vita? Sì, ora sì. Se la sarà ripresa davvero la sua vita dopo aver subito per mesi angherie seppure telematiche? Beh, diciamo che nell'immediato c'è una forma di esaltazione perché no, uno si sente veramente liberato da un'angoscia tremenda e quindi poi dopo, piano piano, quando si comincia a riflettere e a diventare più realisti rispetto a quello che è accaduto, potrebbe invece subentrare una forma depressiva. Io dico sempre di non fare l'eroe, ma andare da uno psicologo e farsi aiutare. Poi ci sono, io non sarei poi così tranquilla se fossi una donna che è stata perseguitata da un uomo, perché purtroppo alcune forme maligne di queste tipologie di uomini sono recidivanti e quindi poi dal carcere si esce. Insomma, non è che questo qui sarà stato condannato all'ergastolo perché per questi reati è ancora in attesa di processo da 6 per mesi giunta. a 4 anni, quindi poi escono, sappiamo che escono facilmente, per buona, insomma sappiamo le storie come Certo. vanno e quindi questa donna, questa ragazza dovrà stare sempre molto attenta e cercare di evitare quei luoghi dove sa che potrebbe incontrare questa persona. Io faccio sempre l'esempio di Desdemona, perché Shakespeare è stato un grande psichiatra, no? E quando ha ideato il dramma dell'Otello, ha anche descritto la figura di Desdemona. E Desdemona è descritta nella tragedia come una donna estremamente superficiale, ingenua. Per superficiale io non intendo stupida, chiaramente, certo. Intendo una donna che sottovaluta le potenzialità distruttive e aggressive del proprio uomo o dell'ex partner, eccetera. Pertanto ho chiamato proprio così la vittima di questi reati, diciamo reati al femminile, chiamiamoli, così sono chiamati, femminicidio, insomma, poi è un reato agito da un uomo ma al femminile perché la vittima è donna. E l'ho chiamata proprio la sindrome di Desdemona. Perché? Perché sono tutte donne che sembrano non volersi rendere conto della gravità della condizione in cui si trovano e tendono sempre a giustificare l'uomo. Lo giustificano, io addirittura ho sentito dire
da una di queste donne che era stata massacrata, ma massacrata dal marito, lui mi picchia perché mi vuole insegnare l'educazione. No, ma di fronte... È incommentabile un'espressione del genere. Io infatti per la prima volta rimasi senza parole, perché non sapevo veramente da dove cominciare, perché una donna che ti dice questo è una donna che evidentemente ha subito questo tipo di trattamento dal padre, dal fratello, dal nonno, per tutta la vita. Perché una che Qui ti la dice, vita, l'impostazione è quella per una persona così, cioè funziona così. Quindi, per concludere, poi lo stalker va alla ricerca proprio di queste donne. È difficile che possa cimentarsi con una donna Che abbia un carattere risoluta, con carattere, perché sarebbe subito preso e condannato. Dottoressa Costanzo, lei lo ha detto benissimo, avremo bisogno di tantissime altre puntate per entrare in tutti i meandri, in tutte le pieghe, non solo del reato di stalking, ma dei tantissimi, dei troppi reati ai danni delle donne, e forse anche per capire un po' meglio la psicologia non solo degli uomini, ma di tutto l'universo umano in generale. Esattamente, con molto piacere. Io la ringrazio veramente tanto per aver accettato il nostro invito Grazie di oggi. a voi, come sempre. Ringrazio i telespettatori per averci preferito anche in questa occasione, vi auguro come sempre un buon proseguimento di giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della rete. Alla prossima! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.